No, non lo sapevo. Grazie per avermi informato. Se ci fossero stati i controlli, la multa sarebbe scattata per più di qualcuno. L'obbligo di mascherina per chi lavora rimane, così come deciso ieri nell'incontro tra governo, INAIL e parti sociali sul protocollo per le misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro. Prevale la cautela, ma chi lavora sul campo questa volta fatica a capire e ad adeguarsi. Non capisco questo perché solo noi dobbiamo tenere la mascherina. Per me è una pagliacciata che ci stanno prendendo in giro continuamente. Vedo che le ragazze non la indossano. Come ti comporterai come titolare? Adesso la faccio indossare subito anche a loro. Non è giusto, perché per noi che lavoriamo ci troviamo tanto in difficoltà. Come adesso, che io ho fortuna che ce l'avevo perché rischiavo una multa. Tutto qua. Sono 2 anni che la portiamo, quindi è pesante, cioè, adesso andando incontro alla stagione estiva, cioè, Anche perché i clienti non ce l'avranno. no, non la portano loro, no. Va bene, siamo stati 2 anni a fare sacrifici, un mese in più, un mese in meno, possiamo ancora resistere, insomma, dai. C'è un grande dissenso da parte, diciamo, anche di tanti colleghi. E, sicuramente guardando i numeri, diciamo, la decisione può essere anche sostenuta e essere anche ritenuta saggia. È sempre la modalità con cui poi, diciamo, arrivano le notizie che fa abbastanza disperare. Più condivisione nelle decisioni invoca Confcommercio, cui fa eco anche Confartigianato, marca trevigiana, con il presidente Sartori che parla di rischio sociale, regole puntuali per prevenire dissidi nei luoghi di lavoro. Anche per i sindacati la confusione generata rischia di essere dannosa. Più utile sarebbe stato appellarsi al buonsenso e nei luoghi di lavoro ai comitati di sicurezza già presenti nelle fabbriche. A dimostrare questa tesi molti esercenti del centro che hanno scelto oggi di continuare ad indossare la mascherina comunque. Noi che lavoriamo col cibo abbiamo sempre cercato, anzi abbiamo sempre tenuto la mascherina proprio per una questione di protezione verso i clienti e insomma verso quello che serviamo. Quindi questo obbligo, non obbligo di mascherina per noi non ha inciso insomma più di tanto. Ecco. Quindi anche per chi cucina i fornelli al caldo? Sicuramente soprattutto loro, ma sono loro i primi a volerla tenere proprio per una tutela a loro. Mi sono salvata fino adesso e continuerò a usarla. Quindi indipendentemente dalle decisioni del governo l'avresti tenuta? Sì, decisamente.